Cosa vuol dire, Claudio, resistere a Bassano e coltivare come stai facendo? Proprio in questa zona che ormai è assediata da cantieri, è assediata da nuove costruzioni. Da novità anche, perché di questi giorni è la votazione sull'area Pengo, ad esempio, no? E ricomincerà, sono venuti proprio in questi giorni a chiederci dove possono scaricare le acque del nuovo centro Eurobrico. Qua no. Cosa vuol dire resistere? Ma effettivamente noi ci siamo fatti questa domanda quando abbiamo saputo che c'era ad esempio la nuova idea di costruire proprio qui di fronte l'ennesimo centro commerciale che sarà quello di Eurobrico, ma vabbè, abbiamo comunque il Grifone, abbiamo comunque l'Emisfero, abbiamo comunque una strada statale che ormai è più una strada mercato che una via reale di comunicazione. Le strade sono due: o prendi e vai e dici va bene, lasciamo che il mondo vada per la sua strada, dichiariamo fallimento, no, dei nostri ideali, oppure dici forse la biologia ci insegna che ci sono degli esseri piccoli invisibili che si chiamano batteri o anche funghi che se restano vivi e se restano attivi sono comunque in grado di provocare una fermentazione. Ecco, questa è la scelta che noi abbiamo fatto: mantenere un presidio, una resistenza naturale e mantenere una zona verde in mezzo a tutto questo, lo chiamo carcinoma grigio-nero di asfalto e cemento, perché sono convinto che le cose non andranno sempre così. E quindi il compito del contadino metropolitano oggi è forse quello di mantenere aperta una strada tramite la cura della fertilità del terreno. Adesso il babbo dice che le cose non andranno così. Secondo te le cose come dovrebbero andare, come vorresti che andassero nel tuo futuro? Ma guarda, io già vedo che c'è voglia di cambiamento sia tra miei coetanei sia tra persone più grandi di me, e insomma criticità ce n'è molta. E diciamo che avendo la fortuna di essere in questo posto, di essere cresciuto e di voler fare questo lavoro, questo negozio mi dà anche la possibilità di vedere delle minoranze, per così dire, di cittadini che vogliono cercare di diventare più indipendenti in certe cose e soprattutto appunto farsi un orto. E vedo che c'è molto ritorno alla terra. Ci sono anche molte chiacchiere, ma ci sono persone che vogliono mettersi in gioco, ci sono un sacco cioè fondamentalmente della mia età, o vai via da qui o sei molto fortunato, oppure appunto cerchi di tirarti fuori dal lavorare 8 ore al giorno, da dover dipendere da determinate cose, insomma, e vedo che c'è una grande voglia, ecco, di cambiamento. C'è una minoranza che sta capendo, e io sono di questo parere, che il cambiamento lo facciamo noi nel nostro piccolo, proprio nella nostra persona. Il modo migliore per dare un esempio, cioè una cosa è dare un consiglio o essere critici riguardo una cosa, un'altra è stare zitti, fare un qualcosa di diverso e poi mostrarlo. Ma non si rischia così di rimanere casi isolati, di isole felici?
Oppure con i vostri progetti riuscite anche ad interagire, a comunque coordinare diverse persone ed attirare altre persone. Io so di Terra Chiama, se volete parlarne. Sì, beh, Perché sai, molto spesso proprio in si ha questi proprio giorni, la pena sì. di rimanere quelle isole sì. felici che poi alla fine non riescono ad arrivare più in là di... Sì, c'è un famoso detto, no, del coltivare il proprio orticello, poi ci arriviamo magari. Proprio in questi giorni, scorrendo su internet, mi è capitato di vedere su un articolo della Pedemontana Veneta un cartello dove c'era scritto progettisti terroristi. Io mi sono fermato su questa immagine e mi sarebbe piaciuto vedere anche sotto un altro altrettanto cartello che dice residenti distratti. E questo è un po' il problema del nostro Veneto in particolare, del nord Italia in particolare, in cui questa devastazione viene imputata a tutti, fuorché a quelli che ci abitano. Proprio perché forse siamo stati trasformati in residenti anziché in abitanti, no? In abitatori. La differenza è che uno fa una strada, fa un percorso quotidiano per andare a lavorare e poi va a dormire a casa, quasi neanche a mangiare perché va fuori a pranzo perché deve fare in fretta, va a bere lo spritz, va a questo. Cioè il posto che abiti, e abitare deriva da abito, che indossi, non esiste più. E quindi anche le responsabilità di queste cose vengono sempre date agli altri, no? E soprattutto non si vigila su quello che ci succede fuori dalla porta di casa, nell'ambiente che è la nostra terza pelle, no? E le cose vanno a rotoli. Noi abbiamo tentato, poi speriamo di continuare, di ricostituire una piccola comunità, proprio in un luogo piccolo, circoscritto, no? Che è quello dove si abita, e che si chiama Terra Chiama, Terra Chi Ama, si può leggere anche, perché non c'è altra strada secondo me che coltivare l'orto di casa, perché se tutti coltivano l'orto di casa il mondo diventa un giardino. È questo il discorso di fondo, insomma, che sta sotto a questo modo di intendere. Dall'altra parte ci sono sforzi enormi per farci credere che non possiamo fare niente, che i cambiamenti li può fare solo un nuovo ordine mondiale, chiamiamolo, cioè i pezzi grossi, quando non è vero, perché qualsiasi organismo è costituito da cellule. Se le cellule funzionano, l'organismo è sano. Se le cellule non funzionano, possiamo fare trapianti, possiamo estirpare, delegare, possiamo fare quelle che vogliamo, ma di fatto veniamo espropriati proprio di tutto ciò che dovrebbe essere nostro, il terreno in primis. Adesso il papà è anche un artista, giusto? Ok, a parte che siete una famiglia di artisti, non solo il papà. Virus di lago. Secondo te, anche rispetto alla tua generazione, ma rispetto anche all'esperienza che hai con questo lavoro, il discorso della bellezza, del valore anche di un lavoro che comunque ti soddisfa anche nel gesto quotidiano, di prenderti cura magari di un animale, perché adesso ti sono arrivate le galline, giusto? E magari se ci vuoi parlare anche di questo tipo di esperienza, della soddisfazione che hai nel provare anche nelle azioni quotidiane, insomma, che questo lavoro ti dà, proprio nella volontà anche di ricostituire quel significato di bellezza che poi magari appunto al di fuori di questo muro manca. Sì, guarda, io sono la batteria
E niente, credo sia molto legato, cioè lo trovo anche con, ne ho parlato e lo trovo molto anche con mio fratello contrabbassista, lui è proprio un musicista di professione, che poter fare qualcos'altro in particolare, coltivare e poi suonare è una cosa che ti dà tantissimo, cioè l'uno porta all'altro, è una cosa bellissima. Negli ultimi decenni ho proprio visto il cambiamento di questo posto, di casa mia in particolare, ma casa mia anche come Bassano, come tutta questa zona qui. Sì, ed è stato forte comunque, è stato molto forte. Noi adesso qui abbiamo in mente di piantare più alberi possibile in modo razionale, perché insomma disturbano anche quelli volendo, e comunque vogliamo far diventare questo posto proprio una piccola oasi nel mezzo del casino che è venuto fuori negli ultimi 20 anni qui. E sentiamo comunque, sento personalmente, credo anche Claudio e tutta la mia famiglia, sentiamo che comunque anche stando in questo posto c'è un bisogno da parte di molte persone, c'è un bisogno di bello. Le persone, quindi mi dicevi, non hanno solo bisogno del rimedio adesso, no? Veniamo qui per sanare le 2 ore, le 3 ore, trovare la pace, la quiete, ma c'è la volontà anche secondo voi di mettersi in gioco poi? Lo avete visto probabilmente con le vostre esperienze, con Terachiama, con quello che fate qui, cioè le persone si avvicinano e hanno anche la volontà e la disponibilità di, tra virgolette, compromettere anche un po' di se stesse e del proprio stile di vita per avvicinarsi di più alla terra, oppure no? Cosa manca ancora? Questo è un po' più difficile. È un po' più difficile. Perché la cultura agricola, ecco, sì, dovrebbe portare sì, forse anche questo, sì. Qua bisognerebbe fare un discorso molto lungo. Cerco di essere brevissimo. Noi siamo passati dal dopoguerra in qua, da un popolo di contadini a un popolo di operai, e adesso non so che popolo siamo, nel senso che da un'esistenza che abitualmente era come si può dire, abituata a coltivare, cioè a prendersi cura del posto dove si viveva, del cibo che si mangiava, perché se lo cresceva e se lo cucinava, ci si faceva la casa con le mani, cioè questa casa è fatta con i sassi di Brenta, quella mura lì fuori, cioè le risorse, no? Il contadino sapeva poi far tutto, sapeva fare il falegname, il fabbro, bastava a se stesso, no? C'era questa padronanza dell'esistenza. Chiaramente si viveva mica da siori, insomma, era una vita di sussistenza, poco più. Una volta la storia della paga fissa e ferie pagate, delle comodità varie, il boom economico, eccetera, eccetera, hanno distratto da questo tipo. Adesso non stiamo qua a pesare meglio e peggio. E secondo me gli ultimi 10 anni in particolare sono stati una corsa alla narcotizzazione delle persone attraverso il discorso del consumismo. Non so che questa parola viene tirata in ballo sempre, ma sostanzialmente siamo quello che consumiamo. Ci viene predicato, esposto dalla mattina alla sera che possiamo avere questo, possiamo avere quello, e lavoriamo 10-12 ore al giorno, facciamo 2 lavori per pagare i telefonini, per pagare le rate delle macchine che devono sempre essere nuove, dei vestiti che devono sempre essere la media.
siamo stati distratti dall'essenziale, secondo me. La vedo dura tornare indietro, riprendere consapevolezza di cosa è essenziale. Perché tutti i discorsi anche che si fanno sull'economia, sull'Europa, sul fatto che il mondo deve essere uno, su tutti i discorsi sì, possono avere il loro valore, ma io credo che non veniamo fuori dalla corsa verso l'autodistruzione in cui siamo invischiati se non ritorniamo ad essere indigeni, cioè profondamente radicati, conoscitori e amanti del luogo dove viviamo e consapevoli dei problemi e delle opportunità che questo luogo ci può dare. Abbiamo delegato tutto a fuori, la politica, la finanza, ai grandi personaggi, Al cibo. al cibo. Sì, è tutto, cioè è una concezione del mondo che sostanzialmente deve essere Ma tu pensi che la nostra generazione, quindi dico la nostra generazione, o sia più verso la loro? Questo è il compito che spetta a loro. Questo è il compito che spetta a loro, perché sicuramente noi... Ma anche nel modo e nella soluzione, perché noi Sì. probabilmente non riusciamo neanche a concepirla No, attualmente, avendo infatti subito e si creato parla, in parte dei- il problema. Cioè. Sì, si parla dei nativi digitali, Sì. di queste cose qua, no? È la stessa cosa nelle generazioni per alcuni tipi di problematica. Probabilmente noi siamo stati la generazione di passaggio da una vita di Sì. sussistenza poco più, no? Di ricostruzione, dove anche bastava lavorare e si andava, insomma, no? Invece siamo stati in mezzo tra questo passaggio e quello in cui ci troviamo adesso, in cui te lavori, però non ti realizzi, non scegli niente, perché sei scelto, sei continuamente scelto dalle circostanze, cioè ti impone il mondo esterno quello che devi fare, non trovi lavoro qua, devi andare di là. Tutto così, insomma. Tu pensi, Ares, che la tua generazione abbia bisogno di spazi d'ascolto? Anche probabilmente queste soluzioni voi le avete nel cuore, no? Anche se non sapete bene definire. Spazi d'ascolto. Perché si parla sempre di soldi, di risorse, eccetera, ma probabilmente non bastano le risorse e voi avete delle soluzioni che potete mettere in moto. Probabilmente avete bisogno di essere ascoltati, di essere... Ma guarda, io dico, io sono classe 87, forse le generazioni più giovani. Secondo me anche la mia è un po' una generazione di passaggio tra diciamo, come dire, tra un periodo con e senza internet, ok? Cioè noi in realtà fino a, non so, l'adolescenza, l'infanzia è stata molto simile a quella vostra in realtà, secondo me, magari un po' meno ricca ma sempre ricca. La cosa che è cambiata con voi è il fatto che non si trova lavoro adesso, o se lo si trova comunque non si possono chiedere condizioni, diciamo, non è che si possa avanzare molte condizioni e diciamo che sinceramente io vedo, guardandomi un po' intorno, anche non so, a livello di coetanei vedo diciamo grandi illuminati, ok? E che o sono ricercatori in giro per l'Europa o il mondo, o sono comunque persone professionalmente proiettate in giro per grandi città nel mondo, oppure persone che
si sono rimboccate le maniche, hanno fatto un affitto agevolato con signori anziani e si sono ritrovati, non so, in un casolare in montagna a vivere, diciamo, in modo relativamente frugale, ma comunque totalmente spogli da tutta una serie di cose di cui non vogliono più sapere, come un partire da Bassano per andare a lavorare a Schio ogni giorno, per dire, per fare un esempio a caso proprio. Sì, e comunque c'è molta variabilità, nel senso c'è anche chi semplicemente accetta questa precarietà e accetta di andare a Schio, lavorare, tornare a casa ogni giorno, lavorare 8 ore e poi potersi intrattenere con la TV, con internet, con gli spritz o andando in montagna quando può. Anto, tu mi parlavi dei progetti l'altro giorno che avete qui, giusto? Sì. Vai. Vado. Ci vuoi descrivere che cosa avete in Sì. mente? Abbiamo accennato un attimino, no? Sì. Prima. Allora diciamo che fermo restando che essere in questo posto è una scommessa, diciamo, noi l'abbiamo, vorrei dire, adottato e per cui cerchiamo di fare di tutto di più per poterlo salvaguardare, prima di tutto come risorsa di terreno verde e anche farlo condividere agli altri, insomma, farlo diventare fruibile agli altri, godibile. Allora diciamo che noi abbiamo cominciato, cioè abbiamo fatto un lungo percorso, insomma, abbiamo cominciato ancora 30 anni fa coltivando, adesso abbiamo anche i figli che ci danno una mano e sono entrati anzi a far parte dell'attività, insomma, in prima persona. Per cui adesso il processo nostro, detto velocemente, semplicemente da produttori che prima rivendevano a grossisti, poi abbiamo cominciato una vendita diretta che è questa, adesso volevamo chiudere il cerchio e visto che facciamo farine e cereali da grani antichi, vorremmo anche trasformare il tutto in cibo, far panificati, aprire, cioè l'intenzione è quella di fare un panificio in modo da fare sia pane sia pizzette, focacce, eccetera, e in un secondo momento anche un piccolo punto di ristoro, insomma, ecco. Da qua a 10 anni come vi vedete? A raccontare un sacco e a dire la nostra, servendo cibo. Sempre qui. Sì. E certamente più formati, più informati, perché come diceva bene lei, questo negozio dà tantissimo, cioè dà tantissimo a chi entra, ma anche a chi serve. Lei ha imparato un sacco di ricette, che, cioè, mi lecco i baffi, capito, dei suoi clienti e i suoi clienti da lei. Comunque veramente, tra l'altro siamo in Italia, cioè a proposito anche dei discorsi di prima su cos'è bello, noi abbiamo la fortuna di avere un patrimonio di verdure, frutta, piatti enogastronomici, formaggi, cioè siamo i signori a livello mondiale di come si mangia e come si produce. E abbiamo una superficie relativamente piccola, ma abbiamo delle eccellenze enormi e tramite queste eccellenze comunque quello cosa danno di più oltre al gusto buono è il racconto, e con il racconto tu riesci anche col racconto di un cibo che hai cucinato te, che hai prodotto te, che hai scelto te, di cui hai scelto te la specie, la varietà di semente,
puoi raccontare le tue opinioni, come la pensi, cosa fai e che problemi hai. E però è sempre uno scambio, lo racconti a qualcuno e qualcuno ti dice la sua. Dal punto di vista dello scambio, secondo voi, al di là dello scambio che c'è tra appunto i coproduttori e voi, c'è anche una possibilità di fare rete concreta con altri produttori? Cioè sta cambiando anche questo modo di essere comunità agricola anche in Veneto? Soprattutto i giovani lo stanno facendo, e questa è una cosa che mi dà molta fiducia. Lui e Jonathan sono la quinta generazione che lavorano a questa terra, storicamente accertata, poi non so, più indietro non sono riuscito a dare. Io mi ricordo che quando ero piccolo, e anche quando ero un po' più grandino, i miei andavano al mercato, avevano le mucche da latte, no? Però d'inverno e nella stagione degli asparagi si arrotondava il bilancio, no? Con un po' di ortaggi, e c'è sempre stata questa mentalità di proteggere i segreti di vedere il collega come un concorrente. È strano, però anni 60-70, capito, questa mentalità, no? Che abbiamo fatto prolificare molto bene, perché siamo estremamente competitivi, no? La nostra società è estremamente competitiva. Quello che veramente di bello, secondo me, sta succedendo nella nuova generazione agricola non convenzionale, ma consapevole, io la chiamo, è quello che si creano molte reti di scambio, e di scambio non solo di merci, ma anche di esperienze. Una su tutte è Coltivare Condividendo, che è veramente una cosa straordinaria, questa realtà che ormai sono anni e anni che resta in piedi, no? Tra l'altro senza aiuti di nessun tipo, anzi questo vedo un fermento di una mentalità totalmente creativa, perché da qui può nascere solo qualcosa di positivo, insomma, no? Quando le persone hanno in mente solo di tenere dietro il concorrente, il fine giustifica i mezzi, insomma, no? Il pesce più grosso mangia il più piccolo, no? L'idea di una società collaborativa invece è l'unica alternativa perché ci sia un futuro, insomma. Collaborativa sulla vita nel caso Sì, specifico del certamente, seme. certamente. E in questo senso anche il discorso, no, del consumatori produttori è un bruttissimo nome, consumatori. Noi siamo coltivatori, però anche chi acquista il prodotto è un coltivatore, si prende cura. Uno non va più in cerca di biologico, che è una parola un po' strana, o di naturale solo per la sua salute, ma più entra nella consapevolezza di cos'è un prodotto naturale biologico, più deve fare un percorso per capire che la salute, la bellezza, l'armonia, eccetera, sono discorsi sistemici, complessi, organici, dei quali lui diventa una parte attiva. E quindi non è più semplicemente uno che ti dà i soldi, è uno che ha un rapporto con te e che diventa un tuo elettore, in un certo senso, sceglie, no? Ti elegge perché vede che tu lavori in un certo modo che va a intersecarsi con i suoi bisogni.
e con la sua visione della vita. E questa è la vera politica. E questa è politica, e come? Perché questa è la politica più partecipativa che ci sia. Non è il deputato o il sindaco che cambia le cose, sono i cittadini con le scelte quotidiane, no? Al giorno d'oggi c'è bisogno di dire forte questa eresia.